quello di cui andremo a parlare con la prossima canzone c'è qualcosa che sicuramente qualcuno dei altri vi riguarda, e stasera che vuoi particolare attenzione, soprattutto se per caso, sì o no? Dimmi. Oh, e cacchio il cellulare così, dai ragazzi, dai, oh, animo, dai, forza! Ma con batteria scarica. Dai un colpo lampione a stuato per piacere. Era 2 anni che non si poteva fare per una cosa o l'altra, Covid, sappiamo. Finalmente siamo qua un'altra sera assieme. Insieme dai! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Purtroppo a causa della pandemia noi sappiamo abbiamo dovuto, come tutti quanti, frenarci nelle nostre manifestazioni. Vi ricordo che l'anno che si sta per chiudere tra l'altro vede la celebrazione dei 150 anni del trasferimento del mercato dal Colle al Piano, proprio della nostra città, quindi è stato un anno particolare per Montebelluna in questo senso, è stato un anno di celebrazioni, quindi ben venga anche questa festa di Capodanno, che è sicuramente un successo, è la ciliegina sulla torta di un percorso celebrativo partito all'inizio di quest'anno e si va a concludere con questa manifestazione. Sicuramente l'auspicio è che il 2023 sia migliore del 2022. Per quanto riguarda la nostra città, vi ricordo che noi abbiamo chiuso veramente con il botto, con un reperimento di 4,2 milioni di euro di bandi PNRR per l'adeguamento sismico di 2 scuole e di 2 palestre, un totale di 11 milioni di finanziamenti arrivati nella nostra città nel corso del 2022. In questo senso speriamo che il 2023 sia almeno simile da un punto di vista di finanziamenti, perché questo ci permette poi di andare a completare alcune opere e di progettarne altre. Amministrare è diventato sempre di più una ricerca di bandi di finanziamenti, ed è per questo motivo che all'inizio del mandato, a ottobre dell'anno scorso, ho deciso di istituire un ufficio ad hoc con 2 funzionari comunali, tra l'altro bravissimi, proprio specifici per il reperimento di bandi e finanziamenti. Stasera del buon vino e una parte di servo, certo come vuoi tu.